Buonasera e benvenuti a tutti. Oggi parleremo di benessere a scuola orientare alla vita e lo faremo con Alberto Pelai, ecco, che ringrazio di essere qui, medico, psicoterapeuta, docente all'Università di Milano. Mi ha chiesto di non fare una presentazione lunga perché ha detto si annoiano, quindi sarò brevissimo. Insomma, lo conoscete, insomma, ci sono tante pubblicazioni con suo nome anche di successo, premi, riconoscimenti. Allora, prima di cominciare a parlare con il professore, do la parola a chi ci ospita, e quindi a Madre Antonia, che è la superiore di questo istituto, e da 180 anni, Allora, benvenuti a tutti, non voglio aggiungere altro perché appunto già il preside ha presentato il nostro relatore. Ecco, come avete già sentito, noi come Istituto Madonna del Grappa siamo qui a Treviso da 180 anni, 181 quest'anno. Ecco, ringraziamo il Signore perché appunto gli alunni non ci mancano, anzi noi abbiamo spazi. L'istituto è così grande, di 7 piani, però ecco, mancano aule. Per cui questo è il grazie, penso a tutti gli insegnanti che svolgono questo servizio di educatori oltre, innanzitutto, proprio perché ci teniamo noi. Grazie a loro noi siamo pochi, siamo appena in 6, quindi non siamo noi che portiamo avanti la scuola, ma sono loro che portano avanti appunto questo istituto, questa opera educativa. Grazie e benvenuti a tutti e ci mettiamo in ascolto del nostro relatore. Grazie Antonia. Adesso darei la parola a chi questo evento l'ha voluto intensamente. Nell'organizzazione, ecco, nell'università, nel finanziamento, insomma. Il direttore della Fondazione ENAC Veneto, Matteo Roncarà. Vieni. Intanto grazie a tutti voi di essere qui e grazie alla Regione Veneto che ci rende possibile fare questo tipo di eventi. Questo evento lo facciamo appunto come ENAC Veneto, di cui tra l'altro Madre Antonia è stata presidente ed attuale vicepresidente, che è un'altra delle modalità con cui l'istituto Canossiano pretende di portare avanti delle opere adeguando le scatole ai tempi sostanzialmente, ma cercando di mantenere la sostanza. Ringrazio anche in realtà poi tutto lo staff che si è occupato di questa serata, dell'idea che ha avuto, del lavoro che è stato fatto per rendere possibile oggi questo intervento, che mi appresto ad ascoltare con molto piacere. Ho una figlia di 11 anni, sono agli ultime pagine dell'età dello tsunami, quando leggo tutto questo ce l'ho, questo mi manca perché verrà, quindi è molto anche autobiografico. Non rubo altro tempo e quindi vi ringrazio tutti e un buon proseguo. Grazie Matteo. Ecco, allora abbiamo qui il piacere di avere anche una rappresentanza dell'amministrazione, un'importante rappresentanza dell'amministrazione comunale, quindi abbiamo l'assessore alle politiche educative giovanili, che ringrazio di essere, spesso qui per Canossiano, quindi è un piacere, e abbiamo il sindaco Mario Conte, se vuole venire a fare 2 saluti, ecco. Buonasera, ma la madre non è superiore ad accentuato? Però grazie per questa opportunità, complimenti anche per questo, che non è un traguardo, è una nuova partenza, perché in realtà voi ogni anno poi riuscite ad adeguare quella che è la vostra proposta formativa ad altissimo livello, e i numeri lo testimoniano. Se dovete ingrandirvi, ne parleremo insomma. Però meglio in su, perché adesso il consumo del suolo è sempre un problema. Ringrazio il dottore. Volevo chiedere se l'orientamento alla felicità serve anche per i sindaci. Sì.
perché sono reduce da un'analisi del bilancio, dei bilanci dei sindaci veneti e devo ritrovare la felicità questa sera, però sono sicuro che questo convegno mi servirà molto, però divento sali un attimo, dico che questo incontro avviene in un momento particolare della nostra società, proprio in questi giorni la cronaca sui nostri quotidiani parla di episodi un po' spiacevoli che vedono protagonisti alcuni dei nostri giovani, non i giovani, perché vorrei ricordare che la stragrande maggioranza dei giovani in realtà ci stanno regalando soddisfazioni davvero grandi in ambito sportivo, scolastico, culturale, sociale, col volontariato, sono andati in 1500 dal Papa, però due che picchiano un cinquantenne, che è una cosa bruttissima, è un reato, verranno anche condannati, verranno anche recuperati, fanno più notizia dei 1500 che sono andati a salutare Papa Francesco. Però è evidente che è un momento storico un po' delicato, è un momento storico che va affrontato con grande responsabilità, dove ognuno deve cercare di ricoprire il proprio ruolo con grande rispetto, a partire dal sindaco ovviamente, le scuole devono fare le scuole, i genitori, e i ragazzi devono fare gli adolescenti e devono vivere la loro giovinezza, però con dei parametri e con delle regole, quantomeno con una consapevolezza che puoi scegliere se comportarti bene o comportarti male, ma le conseguenze poi le devi conoscere. Quindi grazie per questa opportunità, credo che sia un qualcosa che va replicata, e ringrazio tutti i genitori che oggi sono qui, perché evidentemente avete a cuore non soltanto il futuro dei vostri figli, ma il futuro di un'intera comunità, e passa attraverso anche i piccoli comportamenti di ognuno di noi. Grazie davvero di cuore e buon convegno. Ecco, adesso puoi dare la parola, allora dovrebbe esserci, o arriverà più tardi, ecco, la dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso che mi ha assicurato che veniva, Barbara Sardella, ma c'è un po' di traffico, ecco, e quindi volevo, se ha piacere, dare la parola alla Francesca Pastro, che oltre ad essere un'ex canosiana, mi pare capire, e ci confrontiamo spesso, e è la referente provinciale per l'inclusione, ecco, e quindi chiederò a lei di fare due parole al posto della dottoressa Sardella, ecco, semmai quando arriva. Allora, grazie e buonasera. Sì, io vi porto intanto i saluti della dottoressa Sardella, ci siamo sentite prima, è ancora trattenuta in ufficio, ma insomma spera di riuscire ad arrivare. Per me queste sono memorie di un palco calcato quando ero qui a scuola. Allora, il tema di questa sera è cruciale, io credo. Orientare alla felicità non è banale, perché noi abbiamo l'idea della scuola, la scuola che insegna, la scuola che, dove si deve fare. Però quando i ragazzi stanno male a scuola, questo diventa un problema, e ve lo dico perché adesso che sono in ufficio ricevo tantissime telefonate dei genitori che vogliono cambiare scuola ai loro figli, che non è impossibile, ma diventa difficile quando le classi sono già piene, quindi non c'è l'automatismo, anche se la norma lo dice. Ok, ho sbagliato scelta, me ne rendo conto, vado altrove dove posso essere felice. Quindi la scelta l'ho fatta prima, bisogna che gli insegnanti, le scuole, ma anche i genitori guardino i figli cercando di capire quali sono i loro talenti e assecondare questi talenti in modo che i ragazzi possano esprimersi e possano trovare la felicità a scuola, perché se non sono felici a scuola stanno veramente male. Stanno male loro, sta male la famiglia, stanno male gli insegnanti. Quindi ci apprezziamo ad ascoltare il professor Pellai, proprio perché credo che ci darà delle indicazioni importanti. Ecco, quindi buona serata, buon ascolto a tutti. Grazie Francesca. Abbiamo notato che, ecco, ringrazio a tutti voi di esserci, perché ci sono genitori, ci sono docenti, ci sono ex docenti che vedo, saluto, colleghi di altre scuole, dirigenti scolastici, ex campani, quindi veramente vi ringrazio di esserci. Allora, andiamo dal professore, quindi vi lascio questa presentazione.
carità, ho visto quante cose ci sono. Allora, ascolta, benessere a scuola, felicità. Allora, tra le sfide della comunità educante, allora, la comunità educante intendiamo quindi in primis i docenti, i genitori, anche gli educatori, c'è quello di accompagnare i ragazzi verso percorsi scolastici, non solo scolastici, lavorativi, in modo tale che i ragazzi realizzino dei progetti di vita che portino a loro e agli altri benessere. Allora, a me vengono in mente 2 o 3 domande, sono 23 domande, ma insomma, una prima domanda è questa, ma nella preadolescenza, allora quell'età chiamata preadolescenza che va dagli 11 ai 14 anni, che cosa succede a livello cognitivo, a livello emotivo a queste ragazze? Perché non li capiamo, fanno cose, insomma, vorremmo un po' capire ecco, da lei qual è, cosa si sviluppa, che cosa succede in questa età che è un'età importante. E poi ovviamente che ruolo abbiamo noi, no? Come genitori, come educatori, come insegnanti in questo accompagnamento. Ecco come diceva Francesca Pastri, come diceva, per far scoprire loro il talento, le attitudini, le inclinazioni, tra l'altro al di là del adesso non so se tutti sanno, ma insomma la scuola in questo periodo si sta impegnando molto con le linee dell'orientamento, le linee dell'orientamento che sono uscite insomma, lo scorso anno, insomma, che in quest'anno stanno impegnando tutti i dirigenti scolastici e i docenti. Ecco, al di là delle linee guida per l'orientamento, cosa vuol dire orientamento? Questo è un primo inizio. D'accordo, allora intanto buongiorno, buon pomeriggio a tutti e a tutte, sono contento di essere con voi. Volevo su questa prima provocazione leggere con voi una narrazione, che è proprio una narrazione di una 14enne che è entrata alla scuola secondaria di secondo grado e si trova in una zona che noi psicologi chiamiamo stato evolutivo. Si è fermata, è come se fosse arrivata in una rotonda, pensava di proseguire ma invece sta girando intorno e quindi ha chiesto aiuto e le ho chiesto di provare un po' a raccontare in concreto con le parole cosa le stava accadendo e quindi leggo le sue parole con voi perché ci dà una buona visione dal di dentro di quello che succede nella mente del preadolescente e poi magari proviamo proprio a guardarlo con un modello un po' più neurobiologico e neuroscientifico. La ragazza dice così: la paura non mi è ancora passata e a volte mi sembra di essere un pesce senza pinne che deve nuotare nell'oceano. Le pinne non so bene quando mi cresceranno, la paura continua a tornarmi e anche se è normale non sono affatto contenta. Quando mi avevi detto di indagare e chiedere se qualche mia amica aveva paura, io lo avevo fatto. Tutti erano contenti di andare al liceo. Si sentivano più grandi, più responsabili. Io no, mi sento grande ma immatura. Il liceo è una cosa troppo grande per me. Mi sembra un muro che non si può superare. Non ci riesco. Io vorrei essere felice perché andare a scuola è una cosa normale. Vorrei godermi tutto il tempo del liceo perché tutti dicono che sono gli anni più belli. Per ora non sono molto d'accordo. Anzi, vorrei prendere l'orologio del tempo e tornare piccola quando ancora giocavo con la mia mamma o quando dovevo andare all'asilo ed ero tristissima perché non avrei visto mia mamma fino alle 16. Se no mi piacerebbe spostare la lancetta nel futuro. Mi piacerebbe vedere che fine ho fatto. So che il mio dovere adesso è quello di andare a scuola ed è per questo che non voglio accontentarmi dei risultati che ottengo. La scuola per me adesso è difficile, molto difficile, io non ce la faccio. Grazie di tutto. Allora, questa è una narrazione di per sé molto vicina ad alcune delle fatiche emotive, dei disagi sperimentati da un ragazzo o da una ragazza che fanno il salto dalla secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado. È come se ci stesse dicendo: qua sono entrato in un luogo
dove occorre mettere in gioco nuove strutture, nuovi apparati, nuove dotazioni che io non ho ancora. No? E questo è il pesce senza pinne. Le pinne mi cresceranno, però adesso che io non ce le ho, mamma mia, cosa mi sta accadendo? E direi che questa fotografia non è molto diversa in termini di autonarrazioni da quelle che facevano i coetanei di questa ragazza 15 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, no? E in termini di come uno pensa a se stesso nella zona in cui si devono attivare gli spazi di crescita, al di fuori di quelli super sicuri, super consapevoli, super competenti, quelli brillanti che hanno molte dotazioni. Ecco, tutti gli altri hanno delle fragilità che devono progressivamente diventare una risorsa, non perché le aboliamo, ma perché le riconosciamo e utilizziamo i nostri punti di forza e le nostre fragilità per andare avanti, per compiere un percorso che è evolutivo e che in età evolutiva è fatto di fermate, avanzamenti, regressioni, errori, cadute, rialzate. Così deve procedere la crescita. Ora, che cosa accade? Accade che per la prima volta, e questo è davvero un po' il tratto, io chiaramente vi do una lettura che è molto più psicologica che pedagogica, perché questo è il mio mestiere, no? Lavoro sul funzionamento della mente e mi occupo di sostenere la famiglia, i ragazzi e le ragazze quando c'è bisogno di aiutare. Ecco, noi abbiamo una generazione che è una generazione molto insicura, molto ansiosa, che di fronte alle sfide tende più alla retrazione che all'avanzamento. Se dovessi darvi la visione proprio della trasformazione antropologica dell'adolescenza oggi, ecco, il cambiamento che secondo me è più eclatante è questo. Fino a 15-10 anni fa, se un adulto voleva dare un castigo a un adolescente, gli diceva: chiuditi in camera tua e non uscire da lì fino a domani. L'adolescente impazziva: come puoi farmi questo? Chiudermi in gabbia? In questo momento una delle sanzioni più combinate dai genitori ai propri figli adolescenti è: ti stacco il wifi e devi uscire di casa almeno un'oretta, perché altrimenti qua le cose non funzionano bene. Il genitore dà queste indicazioni, il figlio lo guarda e gli dice: perché mi vuoi così male, no? E il tema è proprio questo: che cosa sta accadendo nell'equilibrio tra dentro e fuori. Il dentro e il fuori è il nostro spazio interiore e come lo trasformiamo in fenomenologia dell'esistere, nel momento in cui l'andare fuori nel mondo comporta che noi guardiamo cosa c'è nel kit degli attrezzi per la vita che abbiamo messo dentro alle nostre risorse personali. Ma il dentro e il fuori è proprio anche quella transizione che i ragazzi devono fare tra una zona che è una zona di protezione, la mia scuola secondaria di primo grado è un luogo dove mi sento protetto e sicuro, dove il saltone che andrò a fare è un saltone che mi spaventa, mi riempie di ansia, ma cosa c'è dentro a quell'ansia? Ecco, l'adolescenza ha sempre funzionato in questo modo: trasformare l'ansia dell'ignoto in desiderio e intenzione esplorativa, cioè la cifra portante della crescita, del passaggio proprio, no? E questo è un fattore che si deve incrementare di anno in anno nel tempo tra gli 11 e i 20 anni. Cioè deve incrementarsi il bisogno di autonomia e la ricerca di esplorazione, e quindi deve decrementarsi il bisogno di dipendenza e la ricerca di protezione. Bisogna in qualche modo esporsi al nuovo e all'ignoto, immaginando che contenga opportunità, anche spaventevoli, anche foriere di errori, cadute, insuccesso, ma
potentemente desiderabili, perché è solo nel mettermi alla prova con qualcosa che non conosco che io posso generare in me stesso che ancora non conosco. Il compito evolutivo fondamentale nel tempo dell'età evolutiva, in particolare poi nel tempo dell'adolescenza, ed è per questo che fare bene l'orientamento in questo che è il primo grande salto decisionale della vita, la prima grossa decisione che dobbiamo prendere, perché in qualche modo già orienta il nostro percorso di individuazione, che è tra i 10 milioni di diversi me stesso che io posso generare alla vita e all'adultità. Io ho tempo tutta l'adolescenza per identificarne bene uno e individuarmi. Se ci pensate bene, è un lavoro bellissimo, molto più bello che spaventevole quello dell'adolescenza, perché è il lavoro dello scultore. È uno scultore che ha in mano un blocco di marmo, e mentre fino agli 11-12 anni quel blocco di marmo è stato inciso dal lavoro di Cesello Scalpello del mondo adulto, fondamentalmente fino agli 11-12 anni, 10-11 anni, il copione in cui stanno di più i ragazzi e le ragazze è il copione dell'obbedienza. Fare le cose che gli adulti ti dicono di fare, perché fondamentalmente loro ti proteggono e ti tengono al sicuro. Improvvisamente però c'è un tempo della tua vita in cui tutto dentro al tuo corpo e dentro alla tua mente ti dice devi entrare in un altro copione, che è il copione dell'autonomia. Ed ecco perché anche siamo qua, no? Come adulti, a riflettere sull'importanza dell'orientamento e del saltone, perché se io ti propongo di fare quello che ti dico io essere il meglio per te, implicitamente io ti sto facendo funzionare come il bambino della scuola primaria, cioè ti sto dicendo stai nel copione dell'obbedienza e vedrai che tutto sarà protetto al sicuro. Non è una mossa vincente perché è contro natura rispetto ai bisogni fisiologici evolutivi dell'adolescente, che ha invece bisogno di andare dentro al copione dell'autonomia e quindi di negoziarsi e individuarsi in un gioco. L'immagine cruciale dovrebbe essere questa roba qua. Io, per primo genitore di 4 figli, poi non è che mi leggo, no? Dentro tutte le cose che vi sto raccontando e mi dico ma a me è andata così, non ve lo so mica dire per certo. Devo dire che molto probabilmente soprattutto per il terzo e la quarta figlia, molto ha fatto poi tutto quello che è successo nella vita dei primi 2 fratelli, cioè hanno guardato molti processi in azione e hanno dovuto molto più negoziare su quello che i fratelli portavano in casa della loro esperienza scolastica, le loro scelte, il loro modo di generare il loro copione dell'autonomia. Quindi i tiri alla fune sono stati molto più forti con i primi 2 figli, perché dovevano sdoganare, no? I passaggi da obbedienza ad autonomia nelle nostre vite familiari. Questo è il dato di fatto che in questa prima scelta che cosa stiamo sperimentando? Stiamo sperimentando dei figli che sono massimamente disorientati rispetto alle generazioni precedenti. Cioè questo salto sembra avere oggi un impatto in termini di ansiogenità, di insicurezza, che è infinitamente superiore a quello delle generazioni precedenti. Ma quando dico generazioni precedenti non dico quelli di 30 o 50 anni fa, quelli di 7-10 anni fa. Questa, proprio in queste settimane, viene raccontata nel mondo come la Anxious Generation. C'è questo libro uscito negli Stati Uniti, le potete leggere perché il dibattito è caldissimo tra noi che ci occupiamo di età evolutiva. È uscito 2 settimane fa, è stato il libro più venduto negli Stati Uniti nella prima settimana di uscita sul mercato, e dice fondamentalmente questa cosa. Cosa è accaduto alla crescita dal momento in cui siamo in qualche modo la generazione di genitori, e la parola chiave del nostro intervento è felicità, che più si è occupato della felicità dei propri figli. Se ci pensate, questa è la differenza enorme
tra noi genitori e i genitori che abbiamo avuto. I nostri genitori erano preoccupati di crescere figli che diventassero buoni adulti. Punto. La felicità dei figli non era una loro preoccupazione, te la devi cercare tu. E questo ha reso loro anche molto più tranquilli a volte sull'essere in una relazione che toglieva pezzi di felicità alla crescita. Tutti noi abbiamo addosso, credo, ferite, cose che non hanno funzionato nella relazione con la generazione che ci ha messo al mondo, perché ci siamo resi conto che tante volte molte delle cose che regolavano, no, la relazione con noi, loro non le facevano occupandosi anche della nostra felicità. Noi siamo quelli che si sono davvero dati tanto da fare, no, per la felicità dei propri figli, e Jonathan Haidt, l'autore di Anxious Generation, dice: com'è che abbiamo i figli più fragili della storia dell'adolescenza degli ultimi 100 anni, cioè i figli che di fronte a queste sfide, quella narrata così, che cosa fanno? Invece di lavorare sulla parte desiderante, sull'investimento su di sé, che dice: sono in una zona faticosa, ma mi prendo in mano, e il tempo della mia vita in cui probabilmente ho la maggiore dotazione energetica, la maggiore flessibilità, questa la vedremo in termini di funzionamento neurobiologico, quindi neuroplasticità, un cervello che può prendere forma dentro alle sfide. Ecco, quello che accade è che invece si spaventano così tanto dentro a quella cosa d'ansia, no, che vedete raccontare qua dentro. Lei ce lo dice bene: io voglio essere felice, io so che questo dovrebbe essere il tempo in cui piano piano costruisco la mia felicità, però al momento non ce la faccio, sono spaventata. È una narrazione molto sana questa, perché se la intercettiamo così nel momento in cui si sta scrivendo, riusciamo a sbloccare questo stallo evolutivo e a fare tante cose che sono di grande aiuto. Ma se non la intercettiamo bene, il rischio oggi con cui ci stiamo confrontando, lo diceva molto bene anche la collega che rifletteva su cosa sta accadendo oggi, è che abbiamo ragazzi e famiglie che entrano in un'ansia davvero intensissima sul successo scolastico, che diventa spesso paralizzante, diventa cambiare direzione, diventa amplificazione del caos, proprio nel momento in cui è importante anche capire qual è la direzione. Dovessi dirvi una delle cose che abbiamo visto a Milano e che ci ha colpito tantissimo proprio lo scorso anno, non questo anno scolastico. Lo scorso anno era particolarissimo per gli ingressi alle secondarie di secondo grado, perché entravano i preadolescenti che avevano fatto l'intero Covid, vissuto più intensamente, cioè avevano fatto la seconda e la terza media dentro ai lockdown, vivendo quindi un'esperienza davvero diversa da quella dei loro coetanei di 3 o 4 anni prima. Che cosa accade? Il mondo finalmente riapre, tutto ritorna dentro alla vita reale, e l'impatto con una vita reale 100% dentro alla scuola secondaria di secondo grado li trova veramente fragili fino alla frantumazione, per cui la mossa più frequente fatta dai genitori di fronte a questa fragilità è quella di ritirarli dalla scuola. Che cosa abbiamo scoperto? Che c'erano licei, scuole della città di Milano che alla fine del primo quadrimestre, all'arrivo della pagella, con delle pagelle che erano ancora, per così dire, affaticate, no? Un percorso che si stava compiendo, vedono ritirarsi 60-70 studenti nell'arco dei primi 4 mesi, quindi una sorta di chiamata alle armi e di raccolta nella logica di mettere nella zona di protezione, in una zona di maggior sicurezza, il figlio che non sta funzionando come era probabilmente nelle aspettative del figlio stesso, del genitore. Io non ve lo so dire. 60-70 vuol dire vedere evaporare 2 o 3
classi prime, 2 o 3 sezioni che improvvisamente non ci sono più, no? E qua mi viene da darvi anche, credo, è uno dei motivi per cui Jonathan Ive parla di anxious generation, cioè di generazione ansiosa, su cui dice anche a noi genitori di fare un lavoro che è davvero un lavoro di sostegno del benessere e della felicità, che non è avere figli sempre rassicurati, al sicuro, con tutti i voti sufficienti, con tutte le cose che rientrano perfettamente nello schema che abbiamo in mente noi per dire stai andando bene figlio mio. Quello che dice lui è noi dobbiamo anche, cioè cosa non ha funzionato? Dice quello che è accaduto al mondo adulto è che non ha tenuto conto del sistema, del paradigma dell'antifragilità, che è un paradigma molto molto importante nel tempo della crescita, e provo a spiegarvelo perché anch'io l'ho visto formulato per la prima volta in quel modo lì e mi ha molto incuriosito come terapeuta e come genitore. Dice il paradigma della fragilità è quel paradigma che connota tutto ciò che non ha la capacità di resistere alle perturbazioni. Per definizione è fragile un bicchiere di cristallo che non sa proteggersi, non sa resistere alle vibrazioni, alle oscillazioni, quindi deve sempre essere tenuto in un luogo protetto, perché se lo metti in una scatola non protetto che sbatte di qua e di là nel trasporto, per esempio in automobile, molto probabilmente si romperà. Dice invece molti sistemi sono connotati dal paradigma dell'antifragilità, e ha fatto questo esempio: gli alberi lo sono. Come lo si è scoperto? Lo si è scoperto perché alcuni scienziati fanno questo esperimento, decidono di generare una biosfera artificiale tutta regolata, come una grande enorme serra dove vengono seminate piante e vengono fatte crescere con un controllo centralizzato di tutte le condizioni di umidità, temperatura e di successione delle 4 stagioni, tutto regolato in termini di laboratorio, con l'idea di avere, per così dire, le condizioni di crescita perfette. Se io le metto dentro una cabina di regia centrale che ha in mente tutti i parametri che garantiscono la crescita ottimale, guardiamo che cosa succede alla crescita ottimale. Quello che succede in questa biosfera artificiale è che i semi germogliano, gli alberelli cominciano a crescere, arrivano in questa fase intermedia con un fusto che non è ancora il fusto adulto, diciamo il fusto adolescente, e non vanno avanti, non crescono. Queste foreste artificiali si bloccano nella loro crescita, e quindi questa perfezione dell'offerta della regolazione meteorologica non dà i risultati sperati. Cosa è successo? Gli scienziati si fermano e si domandano che cosa abbiamo sbagliato, e improvvisamente scoprono che non avevano inserito la variabile vento all'interno del loro sistema. Il vento ha una funzione strutturante fondamentale perché sollecita meccanicamente le strutture che vengono così curate poi in termini di nutrimento e variabile meteorologica, ed il vento è proprio un fattore di perturbazione che, producendo movimenti perturbati oscillatori sulla parete del tronco, trasmette moltissime informazioni alle radici, rinforzandole, radicandole molto meglio al terreno e facilitando poi tutto il lavoro di ricerca del nutrimento che permette all'albero di diventare un albero adulto con un tronco capace di sostenerne le funzioni. Allora il ricercatore Hyde, nel parlare con noi genitori, dice: guardate che probabilmente i nostri figli rispondono al principio dell'antifragilità, che forse è quello che abbiamo utilizzato di meno nella costruzione del loro modello di felicità. E fa questo esempio, cioè in particolare il nostro funzionamento emotivo e mentale ha bisogno di, diciamo così, un giusto nutrimento, una cura attenta da parte del mondo adulto, che però non eviti anche, per così dire, moti perturbanti, che sono quelli
se volete, ancorati all'esperienza dell'errore, all'esperienza della fatica, all'esperienza della tolleranza alla frustrazione, all'esperienza della gratificazione ritardata, all'accettazione della propria caduta e alla ricerca del percorso per la propria risalita. Ecco, diciamo che l'età evolutiva è un'età che si compie proprio dentro a tutte queste variabili che, se non ci fossero, la vedrebbero età già evoluta. Si chiama evolutiva perché passa attraverso tutte queste variabili. No? Fa molto la comparazione sul paradigma dell'antifragilità con cose che abbiamo fatto rispetto al sistema immunitario dei nostri figli. Abbiamo visto che il sistema immunitario viene molto stimolato nei primi 3 anni di vita, e questo significa che i bambini si ammalano tanto nei primi 3 anni di vita. No? Genitori molto ansiosi mettono in forte protezione il bambino nei primi 3 anni di vita, limitano, per così dire, la sua esplorazione nel mondo fuori con l'idea di farlo ammalare poco. Quello che accade è che dal 3° anno in avanti questi saranno i bambini che si ammalano di più, perché un sistema immunitario così protetto, rispondendo al sistema immunitario al paradigma dell'antifragilità, è un sistema immunitario che poi non innesta in modo adeguato le proprie competenze, i propri funzionamenti. Allora riprendo questa narrazione. Se io penso qual è il modello di felicità che devo proporre a questa ragazza dentro questa sua zona di stallo, il modello dell'infelicità che le devo proporre è probabilmente quello nel suo parametro, è quello dell'antifragilità, cioè di una felicità in cui lei sappia tollerare una certa dose di infelicità, in cui lei non pensi, guardate, no? A un certo punto dice mi piacerebbe vedere che ce l'ho fatta, e parla dei voti, vorrei avere dei voti belli adesso, eccetera eccetera. Io questa cosa la sperimento tanto nel lavorare oggi con gli adolescenti che sono più in ansia e più impanicati. Riflettiamo su questo. Chi di noi ha fatto le superiori 20 o 30 anni fa non ha mai visto un attacco di panico alla scuola superiore. Non li abbiamo mai visti, e in questo momento più o meno tutte le scuole secondarie di secondo grado, in alcuni casi anche quelle di primo grado, sono abbastanza attrezzate a gestire l'attacco d'ansia e l'attacco di panico, perché è un'evenienza, non è una colpa di nessuno, è un modo con cui il cervello dice che in quel momento non regge la fatica. Ma se io lavoro con un ragazzo e più delle ragazze su questo aspetto, i ragazzi non vanno a scuola se temono l'attacco di panico e cercano di rimanere a casa nella zona di protezione. Se io lavoro con una ragazza che, guarda caso, teme l'arrivo dell'attacco di panico nel momento in cui arriva la perturbazione, arriva il vento, ci sarà un'interrogazione, forse c'è il compito in classe. Tante volte poi dico, mamma mia, no, temi il compito in classe di matematica, cosa hai preso nell'ultimo compito? 7, 8, 9, quelli più impanicati sono quelli a più alto funzionamento. Dico, vabbè, 8, se anche prendiamo 4, 8 più 4, 12, diviso 2, 6, siamo a posto lo stesso, no? Ce lo possiamo fare. Però quello che mi accorgo è che questo sembra essere un po' un pensiero impensabile, cioè io non posso tollerare l'idea di non essere all'altezza, non sappiamo delle proprie aspettative, delle aspettative altrui, quindi il contratto terapeutico che faccio io, e qua probabilmente penserete che non è un buon terapeuta quel signore lì, ma il contratto è questo, dico, mamma mia, no? Temiamo così tanto un insuccesso, un fallimento, che poi alla fine ci sembra mortale, la sola idea di poterci entrare dentro. Quindi la nostra sfida è vedere che si rimane vivi lo stesso, no? Il sole sorge lo stesso, la mamma e il papà staranno vivi lo stesso, il mondo va avanti lo stesso. Quindi la sfida tra me e te sarà quella che non si può avere 14 anni e non aver preso mai un 4 e mai una nota.
Quindi il nostro obiettivo terapeutico è prendere almeno 4 e prendere almeno una nota. Vedremo quello che ci accade, no? Quando dico questa cosa, l'occhio si sgrana e dice: è matto? Siamo andati da un matto? E la prima sensazione forte è proprio questa. È molto importante poi chiamare il genitore e spiegargli bene che questo sarà il nostro obiettivo terapeutico. Di solito, facendo questa cosa, il genitore immediatamente cambia terapeuta, perché qui dice non può essere un obiettivo terapeutico. La certezza che ho io è che quel ragazzo, quella ragazza non prenderanno mai 4 o una nota, ma quello che accade la volta dopo è che quando si siede io gli domando: ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo? No? Mi guarda un po' così: hai preso 4 o una nota? No. Malissimo. Vuol dire che qua non riusciamo E al secondo rilancio, dove dico malissimo, io per la prima volta vedo un sorriso, non vedo più l'occhio sgranato. Cioè, che cosa accade? Accade che dentro la relazione terapeutica si confronta con un adulto che, se è tornato la seconda volta, alla fine l'abbiamo assolto. Quello lì probabilmente sa il suo mestiere, affidiamoci, no? Ed è un adulto che volta per volta, pur sapendo che tu non lo prenderai mai, continua a farti immaginare che è pensabile che qualche volta non ce la fai e che quella cosa possa accadere dentro la tua vita. Io posso dirvi questo perché con i 4 figli non ce n'è uno uguale all'altro, una Macedonia. A noi ci è capitato che la seconda figlia è una figlia di cui non parlo mai tranne che su questa cosa che adesso vi. Mentre gli altri mi hanno dato una collezione di cose da raccontare, Alice è proprio una programmata per il successo e noi non ci siamo quasi mai dovuti, è veramente una che si è un po' cresciuta da sé. Quando è arrivata alle superiori, il fratello maggiore Jacopo, che ha fatto la sua stessa scuola superiore, era furibondo con Alice, perché lei faceva le stesse cose che aveva fatto lui e non falliva mai. E quindi diceva: non è possibile avere in casa una sorella che mi fa fare così brutta figura rispetto a come vanno le cose a me. Quindi noi abbiamo cominciato a dire a Alice: ma perché pensavamo che fosse la sua salvezza? Alice: ma non si può non prendere un 4 in matematica allo scientifico, non si può non prendere una nota, ma lei non le prendeva mai, no? E faceva sempre arrabbiare il fratello. Un giorno Alice torna a casa, apre la porta e dice: papà, ti ho fatto felice. Cosa è successo? Ho preso 4 in matematica. Vi propongo questa situazione perché quando Alice dice così, voi dovete davvero profondamente monitorare che cosa accade dentro all'adulto che se lo sente dire. Io ho oggettivamente sentito che quello era la salvezza, perché è chiaro che se ne prende 10 di fila abbiamo un problema, ma se finalmente ne prende uno. Quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo convocato tutta la famiglia e abbiamo festeggiato. Finalmente Alice faceva parte del club ed era dei nostri, e credo che questo sia quella cosa su cui lo scienziato americano, che ha analizzato tantissimi dati relativi alla crescita dei nostri figli, ci sta dicendo: fate attenzione ai genitori, perché il tema non è prevenire il fallimento, il tema per garantire la felicità e il successo nella crescita è permettere ai nostri figli i successi e le sconfitte, le vittorie e le perdite, le cose riuscite bene e le cose riuscite male, perché nelle cose, è chiaro che se è un figlio che colleziona solo sconfitte, ci confronteremo con la scuola, ma è anche chiaro che il tema della crescita non è performare sempre al massimo, non è a 11, 12 o 13 anni avere la carriera del campione, ma è confrontarsi con tutte le situazioni che nella vita potrò incontrare e sapere che all'ingresso della secondaria e del secondo grado accadranno nei primi mesi tantissime cose che mi diranno quali sono le mie fragilità,
quali sono i miei punti di forza e lavorando in collaborazione con la famiglia, con la scuola e col mio modo di stare dentro quella scuola ci farà capire se è un problema di orientamento o se è un problema di allenamento. Allenamento per il quale possiamo non essere tutti pronti sulla fila del via ad andare alla stessa velocità, e questo l'allenatore lo sa bene quando ha una squadra di ragazzi o ragazze di 12, 13, 14 anni. Non si aspetta le stesse cose da tutti, non li prepara affinché tutti abbiano al collo la medaglia d'oro, ma li guarda, li valuta e gli fornisce, no, quelle procedure affinché ciascuno possa fare delle risorse che ha a disposizione il miglior percorso possibile. Il lavoro grande oggi con chi sta crescendo è dare valore al percorso, perché diventerà il garante poi del traguardo che li renderà davvero capaci e competenti. Se dovessi dirvi una fragilità con cui mi sono confrontato e che rischiava davvero tanto di mettere a rischio anche il percorso di orientamento scolastico nel tempo del Covid, è di un genitore che con il figlio a casa si accorge che i compiti in classe avvengono dentro al computer e scopre che se si nasconde dietro la scrivania e lui comincia a leggere così, gli può suggerire le risposte. Quindi quel figlio dentro all'esperienza, no, di scuola nel Covid e di compiti in classe prende dei voti pazzeschi, sale nella considerazione, poi riapre il mondo e torna dentro la vita reale, i voti precipitano e la famiglia viene convocata, no? E quindi il genitore si deve presentare e dare spiegazione. Lì il genitore effettivamente si disorienta perché dice: e adesso che cosa faccio? E adesso che cosa dico? Fondamentalmente è come l'allenatore che lavorando sul proprio atleta deve decidere se farlo vincere col doping o farlo vincere magari fra 3 anni, se mai dovrà vincere, permettendogli di acquisire le competenze che servono al campione che vuole vincere. Quindi ci siamo un po' dentro tutti a questa cosa, e su questo mi sento di dirvi che il tema che ci serve tanto è guardare come vanno le cose dentro al cervello dei nostri figli, che era l'altra parte della domanda. Quello che accade, adesso proviamo un po' a guardare cosa accade dentro al cervello dei nostri figli, in particolare dentro la preadolescenza, ed è l'età in cui in questo momento io mi sento di dire facciamo molto bene ad essere qua tutti insieme a riflettere su cosa accade nel tempo della preadolescenza nel funzionamento mentale dei nostri figli, perché lo dobbiamo conoscere e dobbiamo sostenere tutte quelle esperienze e quell'accompagnamento alla crescita che è funzionale alle caratteristiche di funzionamento mentale. È un tempo davvero particolare la preadolescenza, non ha niente a che vedere in termini di funzionamento mentale con l'infanzia e non ha niente a che vedere con l'adolescenza. È un tempo che ha funzionamenti unici, che appunto abbiamo descritto nell'età dello tsunami, che è stato un libro molto fortunato, uno per il titolo. Uno ha un preadolescente in casa e si accorge che è arrivato lo tsunami. Ci sarebbe piaciuto chiamarlo l'età della brezza gentile, ma sappiate che tra gli 11 e i 14 è proprio lo tsunami. E se non lo vedete nella vita reale è perché o sta avvenendo nella vita virtuale o lo vedrete, prima o poi lo vedrete. Se un figlio è sano, prima o poi lo tsunami un po' lo porta dentro la vita dei noi genitori. Il secondo aspetto è che è stato un libro fortunato perché nessuno aveva scritto non sembrava un'età di cui bisognava raccontare le caratteristiche, perché o parliamo degli adolescenti, perché parliamo degli adolescenti? Perché tutto quello che non è attenzionato bene in preadolescenza diventa un problema macroscopico in adolescenza, quindi li vediamo poi accadere tutto e adesso come facciamo? E adesso cosa facciamo?
Oppure trovate tanti libri sull'infanzia, perché essendo il copione dell'obbedienza, effettivamente cerchiamo tanta guida per vedere quali sono le aree, quali sono i modi su cui produrre obbedienza. L'età della preadolescenza è un'età stranissima, perché succedono queste cose. Questo, il modello della casa a 3 piani, è un po' il modello di funzionamento della nostra mente. È una casa a 3 piani, non ce li hanno solo i nostri figli, ce li abbiamo anche noi. E questi 3 piani sono quelli che si sono stratificati nella mente nel corso dell'evoluzione di migliaia e migliaia di anni. Noi esseri umani siamo gli unici che hanno una casa a 3 piani. Il nostro cane, il nostro gatto ha 2 piani, quindi non ha l'ultimo piano. Se in casa avete un rettile dentro una teca, lui ha solo il piano terra. Quindi che cosa accade? Il piano terra è il piano della sopravvivenza, è quello che ha dentro un pilota automatico che coordina centralmente tutte le funzioni di sopravvivenza. Non è da educare il piano terra, perché di per sé fa un po' tutto quello che gli serve per tenerci in vita, mentre noi negli aspetti educativi ci occupiamo tanto del primo e del secondo piano. Il primo piano è il cervello emotivo ed è il cervello che sente la vita. È il cervello in cui noi abbiamo tutte le attivazioni emotive che i figli ci portano dentro alla relazione con noi. Abbiamo quelle che chiamiamo le 6 emozioni primarie. Chi ha visto Inside Out le ha viste in azione proprio dentro la vita di una preadolescente. C'era gioia, rabbia, paura, tristezza, disgusto. Non hanno messo sorpresa dentro alla narrazione di Inside Out. Queste sono le emozioni che non si possono non sentire e che in realtà all'ingresso in preadolescenza si sentono tantissimo. È come se il volume degli stati emotivi all'ingresso in preadolescenza venisse spostato dal livello 10 al livello 100. Vi è mai capitato di domandarvi: ma come mai il mio patatone adesso quando si arrabbia urla come un pazzo? Ma cosa gli è successo? No? Venite da noi che facciamo questo mestiere e ci dite: dottore, in casa c'è un mostro. A me piaceva quello che avevo in casa 3 mesi fa, lei adesso me lo smonta, me lo rimonta e me lo consegna nella vecchia versione, che è un'impresa impossibile, perché non possiamo farli tornare indietro. Quel segnale lì è un segno di crescita, ed è una crescita però profondamente imperfetta, come il preadolescente. Lo vediamo da fuori il figlio preadolescente, che è connotato dal paradigma dell'imperfezione. Il corpo disarmonico ogni giorno cambia, ogni giorno produce, no? Aspetti nuovi, le emozioni così intense e così potenti. Al primo piano noi abbiamo anche tutte le reti neuronali che si occupano del piacere, del benessere, della gratificazione istantanea e del divertimento. La dotazione con cui regoliamo il funzionamento del primo piano sta al secondo piano. Il secondo piano è il cervello che pensa, è il cervello cognitivo, è il cervello che può scendere al primo piano, tranquillizzarlo, placarlo, regolarlo, dirigerlo, gestirlo. Quante volte un figlio travolto da una crisi emotiva gli diciamo: calmati, pensaci su un po'. Quante volte un figlio che ha fatto un pasticcio gigantesco, spinto dal desiderio di fare qualcosa di eccitante o di divertente, lo mettiamo spalle al muro, gli diciamo: ma ti rendi conto di cosa hai fatto? E la risposta più frequente è: io non ci avevo pensato, oppure io volevo solo fare uno scherzo. Perché ci dicono così? E qua è interessante vedere cosa le neuroscienze ci hanno fatto vedere. Questo è il secondo piano e la maturazione del secondo piano nelle diverse fasi dell'età evolutiva. Quando mi sono laureato io in medicina questa roba non c'era, io sono proprio un dinosauro, quindi ho dovuto
impararla dopo, e a me non me le avevano spiegate queste cose qua. Adesso le neuroscienze, il neuroimaging ci fa entrare nel cervello nelle diverse fasi dell'età evolutiva, e quello che vedete è che la maturazione del cervello cognitivo, cioè del cervello che pensa, è raccontata dalla colorazione blu e viola. Più blu e viola voi vedete, più il cervello è maturo. Più rosso e giallo voi vedete, più il cervello è maturo. Quello che vi voglio far notare è: guardate quanto blu e viola c'è in più nel cervello del preadolescente rispetto al cervello del cinquenne. Tanto, poco, poca roba. Quello che accade è che la maturazione cognitiva in preadolescenza è ancora parecchio lenta per tantissimi aspetti di neurobiologia che non spiego adesso, ma il tema enorme è che mentre l'immaturità cognitiva in preadolescenza è ancora così spinta, quindi la maturità è ancora là da venire, no? È rallentata. Quello che accade al primo piano è invece che il primo piano accelera potentissimo e velocissimo. E quello che succede al primo piano, se prendiamo una metafora della casa, il primo piano è arredato come una suite di un hotel 5 stelle, c'è dentro l'idromassaggio, il maxi schermo, la console dei videogiochi, c'è dentro tutto, mentre il secondo piano non è ancora in ristrutturazione. La finestra con tutti gli sbuffi d'aria, giusto un giaciglio dove sdraiarti lì se tu hai 12 anni, e al primo piano è tutto quel ben di Dio, al secondo piano invece il territorio è così ancora poco curato e coltivato, è chiaro che di tuo hai tanta voglia di stare più al primo piano che al secondo piano. Questo è il dilemma enorme del preadolescente: non riuscire a gestire i suoi movimenti tra ricerca della gratificazione istantanea, del piacere, del divertimento, e invece salita al piano alto, dove l'arredo è molto più spoglio, l'ambiente è molto meno invitante, ma dove qua e là ci sono tutte quelle cose che ti servono per entrare poi in adultità competente. Diciamo che il dilemma che hanno i preadolescenti in questo tempo della vita è lo stesso che ha avuto Pinocchio quando ha incontrato Lucignolo sulla strada per la scuola. Geppetto gli aveva detto: è ora che vai a scuola, non ti posso far diventare grande se stai solo nella bottega di me falegname. Quindi Geppetto è quello che spinge Pinocchio nel passaggio dalla dipendenza all'autonomia, dalla protezione all'esplorazione. Non ti tengo più qua vicino a me, devi andare fuori nel mondo a conoscere cose che qua dentro non potresti sapere mai, e il luogo in cui ti mando è la scuola. Pinocchio obbedisce. Geppetto gli ha detto si fa così, esce di casa pronto per andare, e lì però viene intercettato da Lucignolo. Lucignolo lo ferma e gli dice: dove vai? Vado al piano alto. Cosa gli dice Lucignolo? Ma va là al piano alto, guarda che c'è solo un materassino, dalla finestra entra un sacco di freddo, non c'è il ventilatore, c'è una bottiglietta di acqua naturale e un tostarello. Se stai al piano basso, vieni con me nel paese dei balocchi, abbiamo la jacuzzi, il letto col materasso ad acqua, la console dei videogiochi, ci divertiamo un sacco. Sarebbe spettacolare, no? Che Pinocchio guarda Lucignolo e gli dice: non mi freghi, io sto dentro al copione, mi faccio perturbare dal copione di Geppetto. Invece Pinocchio si sposta nel territorio di Lucignolo. Perché noi siamo i genitori della Anxious Generation? Perché siamo quelli che hanno compiuto un'operazione paradossale. Leggevo il libro di Hyde e mi dicevo: ecco qua l'inghippo. Perché noi siamo stati dei Geppetto meravigliosi. Il progetto Felicità ce lo siamo davvero curato bene, e nella vita reale abbiamo cercato di far accadere tutto il meglio possibile e immaginabile. Mentre facevamo questa roba bellissima, noi siamo dalla porta laterale diventati però i Lucignoli. Chi è che è andato a portare
lo smartphone, la vita online, il paese dei balocchi sempre acceso. Chi è che ha deciso che Fortnite, anche se è PG 13+, lo puoi giocare a 10 anni perché lo stanno giocando tutti? Chi è che ha stabilito che anche se TikTok non puoi averlo prima dei 13 anni, vabbè, 9-10 anni ce l'hanno tutti, puoi averlo anche tu? Chi è che ha fatto tutta sta roba qua? E quello che si è generato è questo conflitto enorme dentro il cervello dei nostri figli, che da una parte sentono che la spinta evolutiva che l'adulto offre nella funzione geppetto è una spinta necessaria, che loro non sanno darsi da soli, e dall'altra parte in realtà non riescono, non ce la fanno con la dotazione neurofisiologica che hanno a disposizione a resistere al richiamo di Lucignolo. Il tema grande è che la vita online è difficilmente educabile per 2 o 3 motivi, ed è quella su cui loro costruiscono poi più le loro fantasie, le loro attitudini, la loro immagine di sé, la loro idea. Nella vita, per esempio, perché fanno così fatica a tollerare la frustrazione della caduta, dell'errore, del fallimento? Da una parte perché hanno degli adulti come noi parecchio rompiscatole, che non amiamo molto quando arrivano a casa con qualcosa che non funziona, ma dall'altra parte perché loro vedono vite perfette, di felicità assoluta, dove tutti i traguardi sono stati raggiunti, nessuno ha capito qual era il percorso per arrivare lì. E quello che ci dicono le ricerche è che soprattutto i più fragili e vulnerabili, che sono quelli più propensi a stare dentro alle vite degli altri, no? Quando diventano così luccicanti, glamour, stories su stories dei loro influencer preferiti, alla fine si trovano demotivatissimi ad abitare la loro quotidianità perché sembra grigia e opaca. Chi è l'influencer che fa l'infermiere? Chi è l'influencer che fa il panettiere? Chi è l'influencer che fa il medico di medicina generale? Adesso prendete tutte le professioni, ma non ce n'è una rappresentata come una roba che quando la abiti nella tua vita adulta ti fa sentire la persona giusta. Sono tutti alle Maldive, ai Caraibi, in posti di montagna pazzeschi, pucciati, dentro vasche di idromassaggio, e ti dici ma come hanno fatto a dotarsi di tutti quei fringe benefit? Nessuno di noi lo sa, ma è chiaro che più vedi che quella è una vita aspirazionale, più tutte quelle vite che sono le vite delle nostre comunità appariranno come vite scialbe, no? Molto di sicuro molto meno attraenti. Quindi quello che ci dice Hyde è attenzione, perché se c'è un tempo davvero facile in cui l'adulto deve fare questo lavoro ultra competente di accompagnare dall'obbedienza all'autonomia, ma fare in modo che quell'autonomia venga giocato in un terreno che è funzionale, realmente funzionale ai bisogni di crescita. Ecco, quel tempo è la preadolescenza. Dovessi darvi io un'immagine che uso spesso con i genitori, poi ho preso la domanda e me la sono presa tutta, adesso mi fermo, ma dovessi darvi l'immagine che sembra brutta, però io la trovo poi molto, molto funzionale, e pensando alle ragazze, pensando ai miei figli. È stata l'età dello tsunami, ma per me è stata un'età ricchissima come genitore, l'età della preadolescenza. Diciamo che è quella che ho trovato più sfidante. Cos'era accaduto un po' nella nostra vita di genitori che forse non ci aspettavamo, no? Penso ai miei figli tra gli 11 e i 14 anni, uso questa immagine, topolini caricati a molla. Quando è che è stato sfidante essere loro genitori? Quando quella molla con cui li caricavo da dietro, no? Quando erano bambini e bambine alla scuola primaria, facevo 5 giri e poi la molla non andava avanti. Quindi li mettevi per terra, 2 minutini di autonomia, ma poi erano un po' sempre bisognosi della tua carica, no? Era più facile stare in contatto, era più facile gestire le loro richieste, perché era tutto a misura. Improvvisamente, quando ci siamo accorti che è arrivata la preadolescenza, quando invece che 5 giri
dietro la molla ne ha fatti 300 e quella cosa lì non è stata graduale. Da 5 a 100, dopo la settimana dopo 200, la settimana dopo 300. Sono arrivati a un massimo di potenziale di energie e di attività enorme in tempi parecchio rapidi. Ora, quel topolino che faceva le attività legate ai 5 giri, dopo che ne ha avuti 300 di giri e lo metti per terra, può sbattere di qua e di là e andare avanti a muoversi non più per 1 minuto, ma per 30 minuti. Ha una potenza e un'energia davvero enormi. Che cosa accade però al topolino preadolescente con tutta quell'energia? Che se lo metti giù, lo vedi girare, sbattere di qua e di là, ma finita la carica, più o meno non è andato da nessuna parte. Ha fatto tanto macello, ma tanto rumore, ma un po' per nulla. Ora, identifichiamoci come adulti che si domandano: ma io cosa devo fare con tutta quell'energia? E provate a immaginare che invece che lasciargli un campo infinito a disposizione in cui fare tutte quelle circonvoluzioni, noi mettiamo qualunque corridoio 2 lunghe transenne, molto lunghe, molto alte, ma in qualche modo confiniamo, diamo limiti al loro territorio di movimento. Tu metti giù il topolino caricato a 300 giri e quello che gli succede è che sbatte contro le transenne di qua e di là e intanto avanza. Quello che accadrà è che alla fine della carica dei 300 giri noi molto probabilmente vedremo il nostro topolino che è arrivato in fondo al percorso. Allora, qua dentro secondo me ci sono le tante sfide dell'essere adulto nel tempo della preadolescenza. Quella dotazione fisiologica lì di funzionamento mentale noi non gliela possiamo cambiare, è programmata dal DNA, ha moltissimi motivi per cui l'evoluzione ha reso il preadolescente funzionante in quel modo lì, e il tema è che uso ne facciamo noi adulti di quel funzionamento. Quello che ci dice anche Haidt è: guardate che noi dobbiamo invertire la prospettiva di crescita che abbiamo messo a disposizione dei nostri figli negli ultimi 30 anni, cioè dove ci siamo inghippati, dove non siamo riusciti a fare bene il nostro progetto, che era un progetto felicità. È successo che noi abbiamo iperprotetto il figlio nella vita reale, dandogli tantissima direzione, ma molto centrata sulla visione che l'adulto ha di come devono andare le cose, quindi non sbucciarti il ginocchio, non romperti mai un osso, non andare mai in un luogo dove potrebbe esserci un pericolo. Questa visione, no, di un mondo molto... Guardate un paradosso, no? Se io penso al progetto felicità. Noi siamo la prima generazione di genitori che cresce figli che spesso a 10-11 anni non hanno mai partecipato a un funerale, a volte non sono mai entrati in un cimitero. Il tema è: la morte è una cosa troppo brutta, ha troppo impatto emotivo sulla vita di chi cresce, quindi li proteggiamo. Nel frattempo i nostri figli a 10 anni giocano a Fortnite, che per vincere devi ucciderne 90. Quindi maneggiano morte per gioco. Cos'è la fragilità? La fragilità è che il pensiero della morte, tra gli 11 e i 15 anni, tu non puoi non mettertelo dentro. Lo devi imparare a maneggiare non come un artificio dentro a un videogioco, no? Ma come qualcosa che appartiene al principio di realtà e, per esempio, ti permette di regolare bene proprio quell'emozione che è più stallante, la paura. Tu devi avere una sana relazione con l'idea della morte dentro la tua vita, perché se non è sana o ti butti in rischi dove non la contempli e quindi ti farai molto male, o ti spaventi talmente tanto alla sola idea di doverti confrontare con quella roba lì che rimani bloccato. E quindi come si compie tutta questa roba qua? Si compie
dentro al principio di realtà, nella vita reale, permettendo ai nostri figli di entrare dentro anche a sistemi perturbanti, che non sono basati sul proteggerli da fragilità che non sono in grado di sostenere, ma puntare su un'antifragilità che, come è accaduto a noi, che sapessimo mettere dentro la nostra vita e la nostra mente certe cose, probabilmente riesce anche a loro. Dovessi dargli un'altra immagine, no, di queste sfide, è una mamma che arriva urgentemente e che chiede di essere aiutata, no? Qual è il problema? Lei dice: mia figlia soffre troppo in questo momento. E uno dice: ma perché c'è qua lei? Cioè, se è sua figlia che soffre? E dice: no, sono venuta io perché io vorrei aiutarla a soffrire di meno. Qual è il problema? Il problema è che è stata lasciata dal suo ragazzo e sta soffrendo terribilmente. Quando era urgente, in realtà pochi giorni prima era stata lasciata dal suo ragazzo. Quindi mi fermo con questa mamma e dico: ma se sua figlia amava veramente, è chiaro che adesso soffre. Uno dei dolori più grandi della vita è l'abbandono d'amore, se chi di voi l'ha sperimentato lo sa. Quindi è un dolore forte. Perché noi dobbiamo togliere quel dolore se è la risposta naturale a un evento? Dovremo stare accanto a quel dolore, non toglierlo. Dovremo dirle che ha molto senso soffrire, perché? Ma l'ansia era: forse non riesce a gestire quel dolore, è troppo per lei. Io mi sono salvato perché ho chiesto a quella mamma: ma lei a 16 anni aveva un ragazzo? Sì. L'ha sposato? No. Vuol dire che lei è sopravvissuta alla rottura d'amore col ragazzo che aveva 16 anni. Per quale motivo lei ce l'ha fatta e sua figlia dovrebbe non riuscirci? Questa è l'antifragilità. Per quale motivo i nostri figli non dovrebbero, con tutto il lavoro di attrezzatura, no, per la vita che gli abbiamo messo a disposizione, non dovrebbero farcela dentro al loro territorio? Allora, quello che dice Hyde nella sua analisi è proprio questo, cioè dove dobbiamo transennare e dove dobbiamo detransennare la vita dei nostri figli. Lui dice: togliamo un po' di eccesso di transenne che abbiamo messo nell'iperprotezione dentro alla vita reale, nella logica di rendere il più possibile felice e perfetta la loro vita reale, e ributtiamoci, ma con tir di transenne, dentro alla loro vita digitale, perché abbiamo sdoganato un'esistenza che li ha transitati da un mondo reale dove alla fine possono confrontarsi poco con le vere esperienze del principio di realtà, e li abbiamo invece lasciati liberi a pascolare in un territorio dove la loro fragilità fisiologica di preadolescenti è davvero messa a dura prova, perché è confrontata con un modello aspirazionale, vocazionale, identitario, che è totalmente lontano dal principio di realtà. Noi abbiamo davvero una fragilità identitaria e li vediamo anche così disorientati, no? Di fronte alle grandi scelte legate all'orientamento scolastico, probabilmente perché le aspirazioni di cui vengono nutriti poi magari collassano, no? Con quello che realmente uno riesce ad essere o può essere dentro al principio di realtà. Questo è un tempo, secondo me, faticoso, perché hanno moltissimi modelli di successo presentati a loro come aspirazioni a cui puoi tendere, ma nessuno ha una comprensione di come quel successo è prodotto. E quindi vediamo tantissime poi sperimentazioni alla ricerca del successo, in cui il successo è l'unico obiettivo del loro muoversi nella vita. Cioè, se un 13-14enne ci dice che il suo orientamento scolastico è finalizzato a che vuole diventare un adulto di successo a 13 anni, è davvero troppa roba. Se lo sport
Guardate lo sport dei nostri figli, noi dovremmo andare a vedere i nostri figli che giocano a 10, 11, 12 anni nelle loro squadrette, proprio con lo sguardo amorevole di un genitore che vede un figlio che sta facendo la cosa giusta. Il punteggio dovrebbe neanche essere una cosa verso cui tendiamo lo sguardo, perché dovremmo avere troppo la soddisfazione di vedere un figlio vivo su un campo da gioco che sta giocando dentro una squadra in cui è giusto fare le cose che fanno i dodicenni. Se noi siamo là nell'asfalto a urlare 8 giorni fa si è sfiorata la rissa tra mamme, anche questa è una tra mamme, la rissa tra mamme, e eravamo alla finale della Champions League? No, eravamo in una roba davvero tanto di paese. Cosa impara un figlio dentro a tutta questa roba qua? Che non c'è il percorso, ma c'è il traguardo. Un ragazzino mi ha detto: dottore, glielo dica lei a mio papà che è meglio che al sabato non viene a vedere quando gioco. Vuol dire non che non gli piaceva il suo papà lì, non gli piaceva il suo papà lì a fare quel tifo lì in quel modo lì, era quella la parte che non funzionava. Ok, io credo che mi fermerei qui nella logica di provare. Io produco visioni della crescita, credo, in tempo reale. Vi avessi incontrato 5 anni fa, avrei probabilmente detto alcune cose molto uguali a quelle che vi ho detto oggi, e altre le avrei dette molto diverse, perché mi accorgo davvero, tra l'altro, che la fragilità dei vostri figli è la fragilità dei miei figli. Cioè, mia figlia Caterina l'anno scorso, quando è entrata al primo anno di liceo come i suoi colleghi milanesi, ci ha fatto arrivare a casa tutte le lettere che una famiglia può ricevere dalla scuola nel primo quadrimestre. Siamo partiti con lei dalla media del 4. A noi è servita tantissimo l'immagine che ci ha dato la scuola di Caterina. Quando ci ha convocato dopo 1 mese e mezzo, tra l'altro ci hanno guardato e ci hanno detto: ma siete voi? Come se nostra figlia dovesse essere una figlia che sì, siamo noi. E dicevamo: e certo, no, siamo qua perché effettivamente no, abbiamo sbagliato l'orientamento, la Caterina diceva: a me la mia classe piace tanto, la mia scuola piace tanto, adesso non funziona, e diciamo: speriamo che funzionerò. E noi dicevamo: ma speriamo che funzionerai, Caterina, però dobbiamo stare nel principio di realtà. Cosa ci ha detto la scuola? Certo, noi non possiamo dirgli se lei ha sbagliato l'orientamento, perché in questo momento lei è una che deve fare la maratona e ha potuto allenarsi solo sui 100 metri negli ultimi 2 anni. Quindi partiamo da una che sa fare i 100 metri ma non sa fare la maratona. E questo sarebbe così in ogni esperienza che fa. Apprendere significa imparare ad imparare, questo è l'obiettivo per Caterina quest'anno. Mentre lei impara ad imparare, vedremo se migliora oppure se rimane al 4, no? Se rimane al 4, questa non è la sua scuola. Se migliora, vuol dire che imparando ad imparare, piano piano saprà fare anche la maratona. Quindi l'obiettivo che ci hanno dato gli insegnanti è stato, visto che partivamo dal 4, se arriva al 4,5 festeggiate, perché è un progetto in più. Quando è arrivata lì, se arriva al 5, festeggiate. Quindi è arrivato il 4,5, abbiamo fatto la torta, il fratello Pietro era furibondo perché io porto a casa sempre 7 e nessuno mi ha fatto la torta. Questa porta a casa 4, e devo dire che per me questa visione che mi ha dato la scuola era una roba che mio padre non avrebbe mai avuto. Se io avessi preso 4,5 sarei stato un asino somaro, non uno che aveva fatto un passaggio in più, perché guardava il traguardo e non guardava il percorso. Arrivati al 4,5 abbiamo detto a Caterina: vediamo se arriviamo al 5. La pagella del primo quadrimestre era in tantissime materie 5, non erano più 4, ma tante materie. Quindi la scuola per default ti manda a casa la lettera, ti dice: guarda che ancora tante insufficienze, gli insegnanti ci hanno detto con calma, le cose stanno accadendo.
vediamo che cosa succede tra marzo e aprile, ci rivediamo in quello che è accaduto è che Caterina l'anno scorso è stata promossa e noi abbiamo toccato con mano che cosa vuol dire trasformare tutta questa teoria in pratica lontano. Se avessimo voluto che Caterina funzionasse a scuola con i suoi fratelli, sarebbe probabilmente uscita da quella scuola, sarebbe stata frantumata lei e tutto il resto piano piano si è ricomposta. Credo che il messaggio poi più grande che ci siamo portati a casa è che non è la mia visione, non è la visione di Caterina, non è la visione del professore, è la visione che condividiamo dentro alle storie di vita dei nostri figli quando non rimaniamo da soli e quando siamo comunità e impariamo a guardare i percorsi dentro alle storie che li fanno esistere e lì dentro a generare dei significati che non sono quello che voglio io, quello che vuoi tu o quello che vuole il prof, ma i significati che sono, questo significato è la tua autobiografia che si sta scrivendo e quindi che indicazione ci sta dando rispetto al percorso e non al traguardo. Continuare a perseguire i percorsi è probabilmente la cosa più salvifica piuttosto che concentrarsi su qual è il traguardo che hai raggiunto, quello arriverà. Io mi fermerei qui. Sì, grazie. E io l'ascolterei per un'altra 2 o 3 orette. Magari da fare, ma con piacere. Allora, penso che gli stimoli siano veramente... perché qua non si sente? Adesso sì. Ok. Ecco, quindi gli stimoli sono veramente tanti e mi sono... Ecco, un paio di considerazioni così, e dopo magari lasciamo la parola a qualche genitore o qualche insegnante che vuole fare domande. La prima considerazione che mi è venuta, proprio così, alla fine siamo cresciuti noi, ce l'abbiamo fatta in questo modo qua, nonostante i nostri genitori magari non sapessero tutto quello che sappiamo, no? Ecco, così mi veniva da dire questa cosa, ci hanno lasciato sbagliare, probabilmente hanno fatto bene, no? Perché senza sapere, ecco, magari dando più peso al risultato che al percorso, però non sapevano niente e siamo arrivati qua, in qualche modo bene. Allora, avevo in mente, ho un sacco di domande, ma una è, siccome ha toccato la questione dell'educazione digitale, e ha preso posizione, magari volevamo sapere se ci sono delle regole, per se esiste una buona educazione digitale, esistono delle regole che genitori, insegnanti possono seguire per aver capito che non fa tanto bene, Ma direi questo, che il tema grande del digitale è che in questo momento il digitale che viene proposto ai nostri figli nel loro tempo libero è tutto dopaminergico, cioè tutto centrato sull'esperienza della gratificazione istantanea ed è il videogioco, l'architettura dentro i social media, l'esperienza di YouTube, no? Guardate, entrano su YouTube, cercano un video e sotto hanno già 3 altri video proposti, quindi è un continuo saltare da un video all'altro. Guardate anche l'esperienza delle serie TV di Netflix, cioè un episodio andrebbe visto e come alle serie TV di 40 anni fa, era un mondo preistorico, arrivava il giovedì, lo guardavi, poi per una settimana restavi sospeso, no? Oggi è tutto immersivo, diciamo è tutto binge watching, ma è tutta buffata, no? Ma in realtà perché è buffata? Perché più entri dentro ad esperienze dopaminergiche, più la dopamina, che è il neuromediatore biochimico della gratificazione istantanea, ti chiede
di continuare a fare quello che l'ha prodotta. Quindi è davvero, qual è il vostro figlio che dopo un'ora che gioca a Fortnite spegne e dice mamma, come mi hai detto tu, dopo un'ora si spegne e adesso corro a studiare? Perché non riesce a farlo? Uno, perché mentre viene prodotta così tanta dopamina è come se il cervello fosse dentro un campo magnetico, quindi non ce la fa interrompere da solo l'attrazione del campo magnetico. L'altra grande fregatura è questa, che più fai esperienze dopaminergiche, più le esperienze non dopaminergiche, che sono quelle regolari normali, ti appaiono ultra faticose, ultra impegnative. Se io ho il dilemma tra videogioco e libro, guarda, i maschi perché non leggono più libri quando vanno alla scuola media? Perché il loro cervello di fronte al dilemma videogioco-libro chiaramente sceglie il videogioco, e quando è spento il videogioco che potrebbero entrare nel libro, il loro cervello percepisce il libro come la salita dell'Everest. Quindi fanno davvero fatica ad abituare il cervello a mettere, è quella roba per cui un ragazzo sta magari, no, sdraiato 2 ore a giocare a un videogioco e poi si spegne il videogioco, si annoia, e dovremmo sperare che prende la bici e va in giro, ma il suo corpo sente quello che sarebbe il movimento naturale del preadolescente come una roba troppo faticosa. Quindi durante l'estate noi abbiamo preadolescenti che rischiano davvero di non uscire di casa mai, anche se gli mettiamo l'app e il limite sdraiati, no? In questa sorta di non far niente, perché l'idea di far qualcosa, avendo fatto cose così iperstimolanti, ipereccitanti, appare troppo faticoso, quindi non ne ho voglia, no? Un demotivatore progressivo a stare dentro alla vita reale. Quindi direi che questo resta il problema grande dell'online in preadolescenza. Il problema non è solo quello che ti induce costantemente a fare, ma è quello che progressivamente ti abitua a non fare più, perché è come se ti succhiasse, no? Tutte un po' quelle energie vitali che non rispondono al criterio dell'eccitazione e della stimolazione dopaminergica. Dopodiché, se io vi dovessi dire nel libro di Hyde, che è un libro di 300 pagine, che è tutto basato sui dati di ricerca, in particolare su quello che è accaduto negli ultimi 10 anni, quindi stiamo parlando dei miei figli, dei vostri, quelli che abitano l'età evolutiva in questo momento, lui dice che tutta questa parte così faticosa che vede oggi nel tempo della crescita, se vogliamo farla ritornare in una zona di salute e benessere, velocemente come comunità adulta dovremo prendere 4 decisioni e fare queste 4 cose. Tappatevi le orecchie perché non vi faranno piacere. La prima è non dare smartphone prima dei 14 anni. La seconda è non far iscrivere nessuno a un social media prima dei 16 anni. La terza è nelle giornate di scuola non permettere di avere accesso al proprio smartphone, quindi chiuderlo in una cassaforte all'ingresso della scuola e restituirlo all'uscita. La quarta è presidiare molto di più il tempo della prima e della seconda infanzia, perché sia un tempo di gioco all'aria aperta con amici e amiche veri dentro la vita reale. Quindi se guardate, la cosa che ci sta dicendo è che è molto difficile, cioè io questa la vedo anche in tantissimi genitori di grande competenza e volontà che dicono ok, io governo la vita digitale di mio figlio, metto dentro tutte le regole, tutte le app e tutto il resto, e nel giro di 3 mesi si scoprono impotenti, cioè riescono a regolare bene tutte le altre aree della vita, ma su quella cosa lì diventa una cosa che strema e sfinisce. Qual è la motivazione? La motivazione è che l'unica cosa che non ha bisogno il preadolescente è l'induzione costante a stare nel paese dei balocchi, che è un paese dopaminergico. L'unica cosa che veramente l'online vuole far fare al preadolescente è fornirgli il paese dei balocchi. Perché vuole fornirglielo? Perché siamo la prima generazione di genitori che ha figli che quando vengono guardati
dal mondo adulto che fa il mercato, vede Pinocchio con gli zecchini nelle tasche e vogliono gli zecchini. Facciamo questa considerazione, non so se qualcuno l'ha letto o se ne è accorto, ma le multinazionali dei videogiochi ogni anno, da qualche anno, fatturano alla fine dell'anno di più di tutta la multinazionale dell'editoria, del cinema, della musica, del teatro, delle arti figurative. Attenzione, messe insieme. Messe insieme. Voi nel mondo vedete le librerie, i teatri, gli stadi dove facciamo i concerti, i musei, le mostre. Tutto quel mondo lì che noi vediamo alla fine dell'anno produce meno profitto del mondo dei videogiochi. Ditemi in giro per la vostra regione quanti ipermercati, quanti... Dov'è tutto quel denaro che entra lì dentro? Da dove entra? Dalle stanze dei nostri figli dentro alle nostre case, e se non entra direttamente attraverso il videogioco, entra attraverso le sponsorizzazioni. A che cosa servono i nostri figli? A muovere un giro enorme di denaro, e il valore che loro hanno è quanto tempo spendono lì dentro. L'unico obiettivo che l'online ha sulla vita di chi sta crescendo è tenerlo il più possibile lì dentro, che come abbiamo detto oggi, poi voi potete decidere di aderire o di non aderire a questa visione, che io mi sento di dire, se 10 anni fa era una visione, dicevo più o meno le stesse cose, non avevo i dati di ricerca. Oggi in realtà secondo me è una consapevolezza, e abbiamo purtroppo tantissimi dati di ricerca che sono stati scritti sulla pelle dei nostri figli e delle nostre figlie. Non c'è da dormire questa notte. Questo è. Va bene, allora io avevo un'altra domanda, però ci sono anche i genitori e altri. C'è qualcuno che vuole, ho visto che non abbiamo tantissimo tempo, per cui darei la parola a qualche genitore, se non la prendo io se non c'è. Allora, c'è Mattia? Si farà così. Allora, qualcuno vuole fare una domanda? Stiamo ancora metabolizzando. Va bene, allora eccola qua, una, due, con calma. Tentativo di comunicare con un preadolescente non con grandi discorsi, perché certamente non li accetta, non è il momento, però almeno entrare in comunicazione, no? E la risposta che arriva è: ma voi non capite, tu non capisci. Stavo riflettendo, mi stavo chiedendo, e chiedo a lei, se questo tipo di risposta può essere traducibile in tu non capisci cosa mi sta succedendo al primo piano. È forse questo o è... perché la cosa più difficile è entrare in comunicazione con... Sì, credo che la domanda è molto ben posta e penso ci siano due direzioni. Da una parte tu non capisci, vuol proprio dire che tu non capisci perché nemmeno io so spiegarti e so capire, e lì serve davvero tanto dire, beh, ma prova a raccontarlo, no? Tante volte anche nel lavoro voglio capire meglio, aiutami a capire meglio. E questa cosa io la faccio dentro tu non capisci. C'è anche spesso che loro vogliono marcare il territorio nella distanza da noi. Quindi quando mi dice tu non capisci, ecco, metaforicamente dico hai ragione, adesso io prendo il quaderno e tu mi spieghi, io prendo appunti non per prenderlo in giro, ma perché mi interessa tanto capire. Io sento di essere distantissimo da dove, se pensiamo alla musica, c'è da mettersi le mani nelle orecchie, no? Però quando è uscito sto album che
sembrava che tutto il mondo lo aspettasse. Io l'ho trovato orribile, non sono andato a dirgli l'ho trovato orribile, gli ho proprio detto, ma sai che, come dici tu, io non capisco proprio niente, siccome voglio capire, fammi una conferenza di 30 minuti, canzone per canzone, me la spieghi tu. E quello è stato un momento dove improvvisamente lui si è accorto che certe canzoni erano inspiegabili, non al papà, ma proprio in generale al principio di realtà. Cioè Caterina, quando noi andiamo in macchina, usiamo la playlist e tu non capisci, allora una canzone la scelgo io, una la scegli tu, la mia playlist si alterna alla tua. Ecco, a volte arriva una canzone della sua playlist e improvvisamente Caterina dice no, ma questa tu non ascoltarla perché non la reggi. Mm? Già solo il sentire che io non la reggerei, che io le dico ma io reggo tutto, sono un adulto fatto e finito, ma è lei che non la regge nell'ascolto con me. E credo che quello è un modo per, ecco, invece che fare la predica, questo si chiama sviluppare e lavorare sul pensiero critico. A te? Sì, la domanda era su cellulare. Ci sono tante prove. Abbiamo un problema con questo microfono. Bene. Allora dico, da genitore il tema del limitare l'uso del cellulare, il social, eccetera, no? Poi il tema diventa, poi, la prima figlia a 12 anni, gliel'ho appena dato a 12 anni, era l'unica della classe da 2 anni che non aveva il cellulare. In un contesto in cui noi abitiamo, ma è comune sempre di più, non ha dei compagni di scuola, poi a contatto il pomeriggio vado di qua, vado di là. Allora, fuori da un'alleanza più ampia, come si fa a gestire questa cosa senza far escludere alcune dinamiche che sono poi importanti in relazione? Certo, allora questo è un altro tema grande. Quello che abbiamo fatto noi è stato avere uno smartphone di famiglia per la gestione delle chat e di tutta la messaggistica, per così dire, di sopravvivenza. Quello smartphone però non va in giro con lei, ecco che è quello su cui, anche guardando un po' i dati di ricerca, è proprio la portabilità che interferisce tantissimo. Implicitamente però noi abbiamo dentro a questo genere di esperienze che l'esclusione è non avere nessuno con cui fare cose nella vita reale, perché tutti le stanno facendo dentro i loro social. È chiaro che se definiamo inclusione, far entrare a quel punto anche lui o lei nei social perché è l'unico modo per sopravvivere, molto probabilmente AID ci dice guardate che questo è l'autogol più grosso che abbiamo fatto, cioè noi dovremmo imparare. Era molto simile a un dilemma di una mamma che diceva mio figlio è andato al parco, 4 compagni erano là, dovevano giocare ma loro avevano Fortnite e hanno cominciato a giocare a Fortnite, quindi lui dopo mezz'ora è tornato a casa ed era furibondo perché ha detto io mi annoio da morire, non ho niente da fare, adesso mi date lo smartphone e mi date Fortnite anche. E la mamma era davvero impotente, disorientata, però la conclusione di una storia di questo tipo è che rendere un figlio incluso vuol dire mandarlo al parco, anche lui a sedersi sulla panca a giocare a Fortnite. Questo è quello che consideriamo successo evolutivo e quindi ha ragione Hyde quando dice a noi genitori ma guardate che la vera rivoluzione sarà parlare con gli altri 4 genitori di quei 4 e dire dobbiamo cambiare il mondo perché quando vanno al parco gli dobbiamo dire ci andate senza quella roba lì, vuol dire che noi a casa dovremmo gestirci l'ansia da mancata geolocalizzazione, che è un altro tema enorme, ma chi l'ha mai detto che un 14enne che esce alle 3 rientra alle 6 deve essere costantemente geolocalizzato?
Il patto educativo prevederà che esce alle 3 e rientri alle 6 e se non sei a casa alle 6 poi parte la corazzata con gli occhi, ma l'adulto deve imparare a tenere dentro a quelle 3 ore, altrimenti io come faccio a diventare grande? Se ogni cosa della mia vita la sai tu prima di me, mentre sta avvenendo, come facciamo ad abituare alla narrazione del proprio errore a scuola se il genitore iperansioso nel giorno dell'interrogazione controlla 30 volte il registro di classe per vedere se è uscito il voto e quando il figlio torna a casa lui è muto perché il genitore sa già tutto e gli dice tutto? Sono questi gli autogol su cui dobbiamo rivedere 1 milione di pratiche e procedure. Altre domande? Così non mi metto in difficoltà nel passo falso. Venga almeno qui. Quanto sia difficile creare la comunità educante, che sta sempre più venendo meno, con questi tempi frenetici che abbiamo. Nel senso che siamo sempre un po' più individualisti, mi sembra di capire, di sperimentare. Una volta si andava al parco e c'era anche il nonno che si vedeva che buttava una cartina per terra, anche se non era il nipote o non era suo figlio, diceva non buttarla per terra. Oggi se qualcuno si azzarda a fare una cosa del genere, il genitore salta subito su perché è mio figlio, devo dirglielo io. E a me questo fa molto pensare, fa molto riflettere, mi fa un po' di tristezza, soprattutto perché si fa sempre più fatica come genitori a trovare il tempo per fermarsi e passare un po' di tempo di qualità con i nostri figli, io per prima. E quindi a volte è più semplice piazzarli davanti alla TV. Sto dicendo una banalità molto probabilmente, però forse chiediamo tanto ai nostri figli, anche a scuola. Io vedo tanti ragazzi che sono sempre più in difficoltà perché non sanno queste cose, perché il dipartimento chiede che sappiano più grammatica, e quando invece si ferma perché c'è uno stop, un attimo, la riunione, il soggiorno linguistico per cui bisogna fare una pausa didattica, qualunque cosa, facciamo delle lezioni diverse, alternative, e ho chiesto ai miei ragazzi cos'è, vabbè l'ho chiesto in lingua, ma cos'è che vi stupisce oggi? Perché se lo stupore può essere un motivo per farci ricaricare come adulti, io credo che a maggior ragione anche come ragazzi. Sì, penso che sia tutto vero quello che dice e il fatto che non ci affidiamo più al villaggio che cresce un bambino aumenta il bisogno per proteggere un figlio, cioè se io nel momento in cui lo vedo andare nel fuori non penso che chi c'è là fuori sia, per così dire, un genitore sociale, no? Di mio figlio, e quindi mi devo occupare di tutto io, noi non finiremo mai. Altro aspetto importante, che dopo il Covid si è davvero acuito tanto, è che noi siamo davvero tanto isolati come singole famiglie, cioè a volte di fronte a un caso di ritiro sociale, di ragazzo che fa sempre più fatica a andare fuori nel mondo, il genitore si preoccupa e io dico al genitore: ma voi quando è che avete invitato a casa vostra l'ultima volta una famiglia che ha un figlio di età uguale a quella di vostro figlio? Quando è che siete andati l'ultima volta a mangiare una pizza fuori con una famiglia che aveva un figlio di età pari a quella? Quando è che avete trascorso l'ultima volta un fine settimana con un'altra famiglia che aveva? E ci accorgiamo, no? Che siamo diventati proprio delle bolle, ognuno chiuso dentro al suo recinto, e poi i figli dovrebbero fare i grandi salti in avanti. Ma che allenamento hanno? Come hanno fatto a capire che tutto questo rappresenta un valore che deve entrare dentro alle loro vite perché è bello? Dove hanno visto quella bellezza, se ce ne siamo riparati così tanto noi che dovremmo essere i loro modelli di ruolo? Io invece sono maggiormente preoccupata, sentite, della gestione della noia, della gestione della solitudine magari in particolare mio figlio più grande con 12 anni e mezzo, che già sul PC
capisce meglio. E non so come fai. Non ha videogiochi, non ha social. E lì la cosa migliore è avere un amico o un'amica o due amici o due amiche che al pomeriggio studiano con lui. Cioè la socio-relazionalità a 14 anni è la cosa migliore e non avendo videogiochi, non avendo... Uno, bisogna avere delle passioni, quindi bisogna essersi appassionati a delle cose perché la passione è quella cosa che riempie la noia. E l'altro aspetto è bisogna essere allenati anche ad avere, non lo so, se io una regola che abbiamo dato ai nostri figli maschi è che se invitavano i loro amici, loro avrebbero passato il pomeriggio con la console davanti allo schermo. Quindi i maschi se fanno quella roba lì non imparano a comunicare, a relazionare, a parlare. E abbiamo detto massimo 40 minuti, poi dovete fare altro, quindi per fortuna c'è un cortile, ma nei giorni di pioggia noi ci siamo allenati con loro a giocare a Monopoli, a Risico, a Tavola, tutta quella, e non sono abituati più loro a fare i giochi in scatola, però hanno insegnato i giochi in scatola a quelli che arrivano in casa nostra. Io non so per quale motivo continuano a venire a casa nostra i loro amici, ma vengono, cioè non è vero che non vengono se non possono fare quella roba lì. Le merende probabilmente della mamma sono un buon motivo, perché... E l'altro aspetto è che è vero che è un gioco dove urlano di meno, dicono meno parolacce, ma parlano tantissimo quando giocano a tavola, o quando giocano a Monopoli, o quando giocano a Risico. Fanno tanta roba che improvvisamente ingaggia per un'ora o per 2 ore, però bisogna averglielo insegnato, cioè bisogna avergli fatto vedere che quella roba lì ha un divertimento, no? Meno intenso, più lento, meno eccitante, ma è un bel divertimento. Il grande vantaggio è che se impari a giocare a Monopoli alle 3 di notte non ti viene da svegliarti con un desiderio irrefrenabile di giocare a Monopoli, continui a dormire, mentre se giochi a Fortnite alle 3 di notte ti svegli, è una tensione pazzesca perché vorresti continuare a fare quel gioco lì. Grazie. C'era un'altra domanda lì. La conversazione, nel senso che qui qualche punti che lei ha detto, io li ho seguiti, ho fatto tanta fatica, perché ho dovuto confrontarmi con altri genitori. Ad esempio, quando noi ci trovavamo in compagnia, gli altri ragazzini tiravano fuori lo smartphone e io dovevo andare a contraddirli e dirgli: ma sono qua in compagnia, provano, possiamo metterli via perché i miei non lo hanno. E quindi quella è anche un'ulteriore fatica, perché anche quando vado a cena, quando erano anche più piccoli, io mi portavo via le penne, il Lego, queste cose qua. Poi i genitori, vedi, in queste famiglie, i genitori, un figlio col tablet, un figlio con l'iPhone, col telefono comunque, ed è una tristezza immensa, perché non si parlano, primo. E quindi secondo me parte sempre appunto dai genitori ed è tanto faticoso. Anche a me dicevano i ragazzi, sono le medie, sono tutti che ce l'hanno, io no. Pazienza, cioè alla fine li chiamiamo qua, ormai trovate queste cose qua, si trovano degli escamotage, però ho resistito. Poi col discorso del Covid e della DAD è stata una tragedia quella, perché fino ad allora loro non avevano questo in mano. Però ho continuato, però è molto faticoso. Io credo che quello che dice lei è un po' quello su cui dobbiamo davvero produrre i ripensamenti nei prossimi 10 anni. Cioè io penso che o riarretriamo rispetto a tutta una serie di cose di cui abbiamo l'evidenza che non c'è un vantaggio per i nostri figli, anzi rischia di... E qua probabilmente dobbiamo anche tanto autoeducarci tra noi genitori. Guardate l'esperienza sui motori di ricerca facilmente accessibile dei patti digitali di comunità. Sono alleanze tra genitori dentro una comunità che prendono alcune decisioni condivise, tipo se usciamo insieme facciamo giornate dove solo un adulto porta lo smartphone in caso di bisogno e si sta insieme senza.
decidiamo insieme qual è l'età minima al di sotto della quale i figli dei genitori che sottoscrivono il patto non avranno uno smartphone personale. Penso che un po' dovremmo ridirci queste cose, perché non essendocele dette troviamo con delle vite controllate da oggetti, strumenti ed esperienze che non abbiamo realmente scelto, ma che hanno pervaso tutte le nostre vite. Sì, signora, prego. Buonasera, io ho una domanda per quanto riguarda il mondo della scuola, perché con il PNR e quant'altro arriva un sacco di soldi per la digitalizzazione, che però è importante, è fondamentale, il mondo va avanti, ma forza un po' con quello che lei sta dicendo e su quale trova tutta la mia... Qua. Questo è il tema di un'altra conferenza che farei molto volentieri, e ho proprio un libro che esce all'inizio di maggio, si chiama Allenare la vita, parte un capitolo intero, ma chi ce l'ha detto che avere i compiti sul registro di Classroom e non usare più diario, carta e matita è un vantaggio? Che è la verità è che se lo trovano noi allora lo pensano. Ed è un classico esempio di come abbiamo uno strumento che ci sembra vantaggioso, che è come la seggiovia. Vuoi salire in cima alla montagna, prendi la seggiovia e in 30 minuti sei su, ma se hai 12 anni e devi fortificare il tuo sistema antifragile, la seggiovia è il peggiore degli ausili possibili, perché non strutturerai il tuo apparato osseo-acro-muscolare, non ti allenerai alla fatica e soprattutto anche il senso della conquista, una volta arrivato in cima, sarà molto diverso. 2 osservazioni. È chiaro che la tecnologia, quando è uno strumento, può facilitare tante cose. Il rischio enorme è che ogni volta che usiamo la tecnologia come strumento, nella vita dei ragazzi diventa ambiente, e quindi mentre ce l'hanno in mano come strumento in realtà sono persi poi dentro un ambiente che è senza limiti e senza regole. Altra osservazione, ma noi, se io penso come medico ai vantaggi che la tecnologia applicata alla medicina ha portato, noi stasera porteremo a casa, ci portiamo a casa 1000 anni di vita in più in media, ognuno di noi vivrà 3 anni in più rispetto alla generazione che ci ha preceduto, perché grazie alla tecnologia la medicina ha fatto salti in avanti oggettivabili. Noi dovremmo avere, dopo 30 anni che abbiamo investito milioni di euro in digitalizzazione dell'istruzione, aver prodotto dei super cervelli, cioè misurare che a 18 anni il cervello del 18enne ha un funzionamento oggi incredibilmente superiore al cervello del 18enne che studiava e apprendeva in analogico. Purtroppo non c'è una sola ricerca che racconta globalmente che questa trasformazione è stata vantaggiosa. Non ce n'è una. Quindi il tema è enorme, perché, non so, io l'anno scorso con la scuola 4.0 le scuole erano obbligate a investire in gadget, in strumenti digitali. Io ho visto scuole nel sud che avevano gli occhialoni, i visori del metaverso e non avevano la palestra. Quindi dovremmo davvero domandarci ma qual è la direzione in cui noi vogliamo portare la crescita, perché anche i soldi devono servire non a gestire un mercato, ma a gestire un progetto educativo che avrà anche bisogno di un mercato, ma il mercato non viene prima del progetto educativo. Grazie, volevo fare un'ultima domanda, visto che siamo partiti dalla scuola, benessere a scuola, insomma tanti sono gli stimoli anche per rispondere a questa domanda, ma qual è una scuola, ecco, che orienta quindi al benessere? Cioè, qual è l'ambiente ideale per fare in modo che i ragazzi sperimentino le loro fragilità in un'età come quella dello tsunami? Ma direi che è una scuola che propone tante esperienze
perché è attraverso proprio l'esperire. È una scuola che fa fare e è una scuola che fa cooperare, che quindi non vince, non c'è il primo, ma c'è una squadra che lavora insieme, e credo in questo momento che è una scuola che avvicina anche tanti ragazzi a testimonianze di adultità, dove gli adulti che parlano ai ragazzi sono testimoni non di vite straordinarie, ma di vite ordinarie in cui in quell'ordinarietà le persone hanno trovato la pienezza del senso del proprio stare al mondo. Bene, allora grazie professore. Possiamo chiudere. Allora, non so se la dottoressa Sardelli voleva fare 2 parole, un saluto. No, stavo anche tranquilla. Se voleva fare un saluto, poi darei la parola anche all'assessore. Va. Sì. Grazie, buonasera a tutti. Io mi scuso per il ritardo, ma purtroppo insomma il lavoro ci chiama spesso a degli impegni improrogabili. No, devo dire, è stato veramente interessantissimo, innanzitutto come madre, come genitrice, perché davvero anche io sono madre di 2 figli, una insomma ormai ha superato la fase dell'adolescenza, un figlio che ha appena superato la preadolescenza. E devo dire che è stato difficile. Io sinceramente non tornerei indietro. Ecco, lei è stato arricchente, per me, insomma, devo dire che un po' di fatica l'ho fatta. A me in realtà mi è piaciuto, per questo anche ci tenevo ad essere presente, anche il titolo scelto, Orientare alla felicità. Perché io mi sono in realtà più concentrata, poi naturalmente lei ha fatto un excursus a 360 gradi su quello che è appunto il benessere, quindi la possibilità di far sì che i nostri figli, nei limiti del possibile, possano essere felici. Mi sono concentrato sull'orientamento, cioè sulla scelta del percorso di studi che i nostri ragazzi fanno quando passano dalle scuole, lasciatemi passare il termine, medie, alle scuole superiori. L'anno scorso abbiamo fatto anche un incontro insomma, con l'ufficio scolastico, con i genitori, c'erano anche molti imprenditori presenti proprio per appunto favorire anche un incontro tra scuola, lavoro, cercare di presentare alle famiglie quello che può essere il mondo del lavoro, quello che presenta. Io ho subito dicendo attenzione, cerchiamo come genitori di non prevaricare i nostri figli nella loro scelta, perché la scelta del percorso di studi è fondamentale per essere felici dopo. Però nel momento in cui lo dicevo, mi interrogavo e dicevo, ma insomma la felicità è anche un'emozione, un sentimento molto fugace, quindi non so se è corretto il termine che sto usando. Però forse, ecco, una volta avendo visto questo titolo ho detto, beh, forse è vero, perché effettivamente se noi aiutiamo i nostri figli, invece che prevaricarli, a capire quali possano essere le loro aspirazioni, cercare di trasferire loro quelle che sono state le nostre frustrazioni, quello che noi non siamo diventati, quello che noi vorremmo che loro diventassero. Allora, siccome io ho un po' l'esperienza di mia figlia Caterina, insomma non vorrei dire, non è sul 4,5, però per lui, mamma prendo 5,5, sempre meglio di un 4, quindi io sono contento che lui non soffra il problema dell'insuccesso scolastico, e su questo posso dire che è sereno. Però allora io da lì ho imparato, piuttosto che impormi e dire no, tu devi arrivare a realizzare un certo successo formativo, perché lui ha alti e bassi, ha 8, 7, anche 4, anche 5. Allora ho detto, beh, io sinceramente adesso ho maturato una posizione, un pensiero, e dico, io per mio figlio voglio che lui sia felice, che riesca a trovare la strada perché nel suo futuro possa essere una persona felice, qualsiasi sia il percorso che lui sceglie, che lui trova. Non importa se incontra le mie aspirazioni, le mie speranze, che naturalmente noi riponiamo ai nostri figli, insomma, le speranze, cioè che diventino naturalmente persone grandiose, che lasciano un segno, insomma. Però è anche vero che, insomma, quella è la materia, ci dobbiamo anche accettarla. Per cui io dico, ormai ho acquisito questa impostazione. Io spero solo, e credo che questo debba essere però un desiderio di tutti i genitori, che i nostri figli possano trovare veramente un percorso di vita che li possa rendere felici, persone felici,
senza necessariamente essere un nome o un medico, un architetto, un professionista, un politico. L'importante è che siano felici. Io di questo ormai ci credo perché l'ho acquisito come mamma che ha passato lo tsunami. Grazie e complimenti da voi. Grazie dirigente. E infatti la Tiziana vuole fare 2 parole di saluto finale, così non andate via perché c'è un mega rinfresco qui a destra che non rimanga tutto a ridere. Sul mega rinfresco adesso prenderò pochissimo tempo, però sono venuta col fogliettino perché in macchina l'ho ascoltata. Ho terminato un convegno, il dottor Menini mi mandava alcuni spunti bellissimi, quello della pianta che in assenza, in massima protezione, a un certo punto smette di crescere perché manca il vento, è una delle cose che mi ha molto colpita. E poi mi sono presa degli appunti perché poi dico un'ultima cosa, però tanto dagli interventi e dalle domande e anche dalla vostra presenza qui fino a quest'ora, credo che abbiamo fatto bene, dottor Menini, a fare quello sforzo organizzativo, perché qualche anno fa ci siamo fatti dare l'ennesima relazione, io devo gestire programmazione europea, quindi al di là del dato personale, di grandi riflessioni che ti devi porre quando vuoi provare a migliorare la qualità della vita delle persone, poi noi dobbiamo basarci anche su alcuni condizionamenti, poi veniamo valutati dall'Unione Europea quando usiamo le nostre risorse. E in quello studio emergeva che la più parte dei ragazzi che avevano fatto una scelta nelle scuole superiori erano insoddisfatti. Poi si aggiungevano altri dati per cui avevano ansia, dolore. Io a 16 anni piangevo, ridevo, spaccavo il mondo, ma il dolore. E quindi su queste riflessioni ci siamo detti, ma possiamo leggere le basi e poi andare a commentarlo, perché poi è facile commentarlo, no? Abbiamo detto no, non possiamo. Non possiamo, sarebbe veramente abdicare a ciò che possiamo forse fare, non so se ci riusciremo, ma... E quindi abbiamo usato quelle risorse europee per dire di che cosa, a chi parliamo. Innanzitutto proviamo a parlare di famiglia, la cosa più difficile, più ambiziosa, perché chi è la famiglia? Dove li troviamo? Quanti sforzi fanno le scuole richiamando ad alcune riflessioni e poi magari arrivano sempre le solite mamma e papà, quelli più responsabili. Però è anche giusto fare una predica in chiesa, perché poi speriamo che qualcun altro con testimonianza, anche replicando, ripetendo, spero che sia tutto il primo perché io me lo riascolto tutto, prendo altri punti, non i foglietti volanti. Poi i docenti, i formatori, quanto affidiamo e alle volte quanto scarichiamo. Titolo di giornale, è successo, ma com'è la scuola che non se ne è accorta? E il sottotitolo della domanda, quando leggi una roba del genere, dici, ma com'è che sono compreso quando non si sono accorti? Allora, oltre ad accorgerci di fronte a uno stupore negativo, invece c'è lo stupore positivo, anche lì come ci proviamo a aiutarvi? E abbiamo messo in quell'azione di rete, è un piano triennale come sapete, robusto, però abbiamo messo una cosa molto bella che ha voluto proprio il dottor Menin. La contaminazione, vogliamo andare a seminare sul territorio. Andiamo a mettere i nostri piccoli semi con i migliori esperti e ringrazio questo perché noi dobbiamo dare senso alle cose che facciamo e quindi abbiamo già dei migliori che ci aiutino a camminare rispetto però anche ad un'indicazione di senso che vogliamo, perché migliore rispetto a che cosa? Rispetto al suo profilo di accademia, ma anche rispetto ai valori che trasmette. Perché senza quelli non c'è guida. E ringrazio anche per l'ospitalità di oggi. E poi così chiudo e saluto l'assessore Sernagiotto che è qui, Gloria, perché credo che alla comunità educante, a cui si è fatto spesso riferimento questa sera, io ho citato da una parte le famiglie, dall'altra i formatori e i docenti, ma c'è anche chi deve dare l'esempio, si chiama chi ha responsabilità pubblica, la politica, che è un bel termine che dovrebbe essere rivalutato e non riabilitato ma rigenerato dall'interno.
Allora, questi spunti che sono stati dati, i 4 punti, mi sono molto, molto coraggiosi, molto veri. Io ho 2 nipoti, anch'io come... Intanto Sardella, lei da rappresentante dell'istituzione ha fatto un intervento meraviglioso. La mamma, sì, perché poi non c'è il titolo, cioè non sei incasellato, sono docente, sono formatore, sono un politico. Noi siamo una comunità e in questo senso la responsabilità non va a essere scaricata, ma deve essere assunta, magari in un cammino comune dove ci siamo meno soli anche noi rispetto a queste creature che provano dolore ad andare a scuola. Allora io ho 2 nipoti, con uno la mamma e il papà hanno deciso no, cellulare fino a... era più isolato, no? Avete presente? Allora ci si interrogava a casa, ma lo stiamo isolando oppure no? Oggi è il più bello e sereno di tutti. Arrampica in montagna, vuole fare il militare come il padre, ama stare in mezzo alla gente, non usa il cellulare, cioè ce l'ha ma adesso lo usa così. La sorellina, purtroppo famiglie che poi accadono, si separano, altro modello, cioè la mamma e un altro padre. E la sorellina, cellulare, subito, oggi è molto isolata, oggi è molto sola, oggi è accompagnata. Allora, non so se ci sia una verità, non ce l'ho, però visto che siamo di fronte a delle testimonianze, porto anch'io la mia. Perché poi non sono il politico, sono anch'io, ho una zia e cerco di fare ciò che è meglio e rischio di essere presa da un dato troppo personale. Allora è meglio che facciamo un patto di comunità anche noi. Perché con il mondo della formazione professionale, per esempio, a Job Orienta, 2 anni fa abbiamo detto noi no cellulare in classe. Il mondo della formazione professionale che ha i ragazzini più difficili, più fragili. I nostri formatori hanno la forza di dirlo, certo che poi è incoerente se tu non riesci a farlo complessivamente. Allora forse anche con gli amministratori locali, cara Gloria, questo potrebbe essere qualche cosa che cominciamo a dire molto pubblicamente, non per commentare, non ci interessa. Ci pensano i commentatori, che pare essere un titolo di merito da qualche parte, una nuova professione. Ho scoperto che ci sono i nientologi e quindi vanno bene anche i commentatori come professione. Però è assunzione di responsabilità. E sul tema del telefonino, il professor Pellai non è solo. Noi lo sappiamo perché abbiamo incontrato la professoressa Lucangeli che dice le stesse cose e altri docenti che come lei dal mondo accademico dicono le stesse cose. Ma allora se sono i migliori per noi, forse è meglio che ci assumiamo la responsabilità di assumere quei suggerimenti e farli diventare quello che la politica deve fare, una scelta. E quindi il cellulare a 14 anni, gli diamo il motorino, dopo aver fatto una patente però. Il cellulare glielo diamo così, che è più pericoloso di tutto il resto. E allora queste possibilità di andare a assumere decisioni comuni diventano forza solo quando le prendiamo insieme. Io credo che un patto digitale, così come viene, che l'ha detto il professore nell'ultimo scorcio che ho ascoltato prima di entrare, ma dovrebbe diventare qualcosa anche di un territorio. A me piacerebbe che la mia regione fosse la prima a siglare un patto di questo tipo, di comunità rispetto al pericolo che questi cellulari portano tra adolescenti, preadolescenti. Forse aiuteremo qualche famiglia ad assumere qualche decisione, meno in solitudine. Grazie. Bene, grazie Vittore. Allora, chiudiamo qua e torniamo ai nostri figli. Verso destra, quando uscite, c'è il rinfrescone più organizzato, quindi abbiamo piacere se rimanete qua. Grazie a tutti.